Dove eravamo rimasti? Ce ne abbiamo qua di storie in sospeso da raccontare come sono andate a finire, e per la verità questa non è che sia ancora finita, però abbiamo ritenuto questa mattina di ritornarci per fare un doveroso punto della situazione a beneficio dei nostri ascoltatori. Allora, ve lo ricordate il provvedimento sui mutui che qualche mese fa ha fatto scaldare gli animi come pochi altri provvedimenti, soprattutto in sede politica? In realtà, lo ricorderete, abbiamo cercato di spiegare come si trattasse del recepimento italiano di una direttiva europea, e poi però quel provvedimento passò alla ribalta della cronaca come la legge del pignoramento facile della casa di tutti gli italiani che non riescono a pagare il mutuo. Perché ci ritorniamo oggi? Perché dopo tanta teoria si sta entrando nella pratica. Il decreto legislativo della discordia, ricordo i parametri di legge appunto per chi fosse appassionato anche di questi termini, è il numero 72 di quest'anno, è stato pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale, quindi entro poche settimane comincerà a produrre degli effetti operativi, esattamente da quando entrerà in vigore, cioè dal 1 luglio, e quindi si applicherà ai contratti di mutuo sottoscritti a partire dal 2 luglio prossimo, mentre ai contratti di mutuo sottoscritti prima di questa data si continuano ad applicare le disposizioni già vigenti. Allora, siete pronti a rogito? Cosa dobbiamo sapere relativamente a queste novità? Vi segnalo intanto anche una cosa che non c'entra moltissimo, ma ci pare carino farvelo sapere, esatto, che domani con il Sole 24 Ore è prevista una guida su tutti gli sconti fiscali legati ai lavori di ristrutturazione degli immobili. E allora, visto che siamo in piena stagione di dichiarazione dei redditi, magari a qualcuno è utile questo. È proprio come il calcio sui maccheroni, esatto, no? È utile questo, anche questo riepilogo della situazione. Per quello che riguarda invece il tema mutui, allora a che punto siamo? Questa mattina è tornato a darci una mano uno dei nostri notai preferiti, notaio in lodi Piercarlo Mattea, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Notaio Mattea, allora io l'ultima volta l'avevo definita anche membro del Consiglio Nazionale del Notariato. No, del Consiglio Notariale di Milano. E infatti esattamente per la seconda volta, perché io voglio farlo salire di carica, allora. Auspico questa crescita professionale. Guardi che noi siamo un po' streghe, quello che diciamo si avvera. Ma siamo già ben rappresentati a Roma, io sto a Milano volentieri. Come streghe, dice. In quanto a streghe siamo già ben rappresentati a Roma. Notaio Mattea, allora andiamo a spiegare un po' le novità proprio degli ultimi giorni, che naturalmente riguardano soprattutto le questioni legislative strette, no? Abbiamo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, quindi entro poche settimane abbiamo la formalizzazione appunto del provvedimento, la piena operatività. Piena in realtà non tanto, perché le banche poi al loro interno devono attrezzarsi con tutti gli strumenti necessari per appunto rendere, come dicevo, operativo il provvedimento. Comunque d'ora in avanti chi non paga il mutuo per 18 rate rischia che la casa vada alla banca senza proroghe e mediazioni. È tutto così immediato, notaio? Non precisamente. Diciamo che questa nuova clausola potrà essere, come ha detto giustamente lei, inserita nei mutui a partire dal 2 luglio, quando entrerà in vigore il provvedimento che è stato pubblicato il 20 maggio. Poi esiste un periodo nel quale il Ministero dovrà fare i decreti attuativi. Ci sono 180 giorni di attesa, poi c'è il periodo per l'entrata in vigore di questi decreti, quindi prevedibilmente una clausola di questo tipo inserita in un mutuo stipulato il 2 luglio potrà diventare operativa attorno al febbraio dell'anno prossimo, se il cliente non paga il mutuo. Quindi non è un'operatività immediata. Però in realtà, l'operatività sarà un po' lunga nel tempo, ma in realtà la clausola potrà già essere inserita nei mutui sottoscritti a partire dal 2 luglio. Quindi esattamente che tipo di clausola sarà, notaio? Beh, in estrema sintesi si dirà, ovviamente con tutte le cautele previste dalla norma, quindi si dirà se la clausola è accettata dal cliente, se il cliente è stato assistito da un consulente indipendente, si dirà che in caso di mancato pagamento di 18 rate o comunque si accumula un debito pari all'importo di 18 rate, la banca può prendere la casa, non ne diventa proprietaria, questo sia ben chiaro, se no sarebbe il famoso patto commissorio che era vietato e rimane vietato, però la può immediatamente vendere senza passare attraverso la procedura dell'asta, quindi sarà una vendita piuttosto rapida e quindi la banca si potrà soddisfare del proprio credito. Come diciamo
speculare misura a vantaggio se così possiamo dire, del cliente consumatore, anche se la casa venduta all'asta non sarà sufficiente per chiudere l'intero debito, il debito sarà comunque estinto se è stata inserita questa clausola. Ecco, a proposito di questa clausola, che è il punto sul quale stiamo insistendo, perché questa potrà essere inserita già a partire dai contratti firmati dal 2 luglio 2016 in avanti, però non sarà obbligatoria, no, notaio Mattea? Sarà facoltativa fra cliente e banca, ma secondo lei le banche spingeranno per farla sottoscrivere? Se devo dire una mia previsione molto personale, credo di no, perché questa clausola bisogna anche vedere un po' come è venuta fuori, e questa clausola nasce inizialmente con una proposta di fare soltanto 7 rate. Perché il 7 non è un numero a caso, perché già nella normativa previgente era previsto che il ritardo nel pagamento di 7 rate dà diritto alla banca di iniziare l'azione esecutiva, quella tradizionale ovviamente con l'asta. Si voleva semplificare questo percorso passando dall'asta alla vendita immediata. Poi giustamente le associazioni di consumatori sono insorte, i 7 mesi sono diventati 18. Io credo che ben difficilmente questa diventerà una clausola inserita in tutti i mutui, secondo me sarà l'eccezione e non la regola. Non è particolarmente importante per le banche avere questo tipo di garanzia. Esatto, le banche hanno difficilmente interesse a far partire subito le procedure esecutive, e su questo aspetto ci siamo soffermati tante volte, ma dirò anche una cosa ulteriore: non è che perché entra ormai a pieno regime appunto la normativa, entra in vigore nei prossimi mesi, poi assisteremo a questi pignoramenti a catena da parte del sistema bancario. Facciamo anche attenzione a come giudichiamo le cose, a come raccontiamo i fatti. C'è anche da dire, lo segnalava anche il Sole 24 Ore negli ultimi giorni, ma in realtà ormai è una statistica ufficiale e abbastanza stabile da diverso tempo, il tasso di default sui mutui è in calo, per cui segnaliamo anche questo tema positivo. Non è che siano in crescita le famiglie che sono in ritardo con le rate del mutuo o in difficoltà, ce ne sono naturalmente, e per queste ci sono anche tanti strumenti in questo momento a disposizione prima che la banca porti via la casa. Detto questo, poi però tutte le novità ci sono e naturalmente le dobbiamo raccontare. C'è una parte importante, notaio Mattea, nelle disposizioni attuative di cui parlavamo poco fa, bisognerà avere una particolare attenzione e un particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. Tradotto in termini semplici, cosa vuol dire questo aspetto? Gli obblighi di informativa sono dati dalla previsione di un documento che si chiama Prospetto informativo europeo standardizzato, che tutte le banche dovranno fornire ai clienti che chiedono mutuo, e che permetterà ai clienti di fare agevolmente il confronto fra la proposta di una banca e l'altra. Quindi se vi vorranno dare il PIES, ecco, è questo praticamente l'acronimo di questo documento. PIES, certamente. E l'attenzione alle particolari situazioni di bisogno potrà tradursi per esempio nell'introduzione di clausole, che peraltro in parte ci sono anche già adesso, che prevedano la sospensione per un periodo del pagamento o dell'intera rata di capitale interessi o anche solo della parte di interessi. Comunque delle previsioni che agevolino anche chi si trova in difficoltà a non trovarsi del tutto inadempiente e a poter riprendere un cammino normale del mutuo. Vediamo se intanto, prima di ripassare la linea al tema di cuore, riusciamo anche a sentire un ascoltatore all'800 24 0024, perché vedo che qualcuno si è messo appunto in fila per poter intervenire. Ma notaio Mattea, una domanda che in realtà mi ricordo è arrivata anche frequentemente nelle altre puntate dedicate a questo argomento. Allora, 18 rate non pagate, la banca può fare il pignoramento veloce. Banalizzo naturalmente per andare subito alla domanda al notaio Mattea. Molte famiglie pagano la rata del mutuo non mensilmente come faccio io, ma ogni 6 mesi. E lì come funzionerà praticamente? Diciamo che il testo della norma non lo dice, ma molto semplicemente si dovrà dividere per 6 la rata semestrale, ecco, perché la legge parla di debito pari a 18 mensilità del mutuo, per cui se io pago semestrale, saranno 3 semestralità. Molto empiricamente dovremmo interpretarlo così. Certo non saranno 18 semestralità, questo è escluso. Certo. Altre questioni da trasmettere ai nostri ascoltatori relativamente appunto a questa importante novità in arrivo per quello che riguarda la disciplina dei mutui in Italia, notaio, perché io ho cercato di dare appunto le informazioni che possono essere rilevanti per i nostri ascoltatori. No, possiamo anche dire un'altra cosa, che in realtà prima che si verifichi questo stato di difficoltà che ci porta presumibilmente a prevedere che non riusciremo a pagare le rate del mutuo, ancora prima che scatti questo meccanismo, notaio, che cosa... È possibile attivare dei meccanismi che ci sono, di fondi di quelli a cui accennavo prima, fondi di solidarietà che prevedono
la sospensione parziale del pagamento può essere sia dell'intera rata sia della sola componente interessi. Le banche sono pronte a dare tutto questo tipo di informative e già in passato hanno funzionato in alcune migliaia di casi prevenendo il contenzioso. Certo. Ma altro consiglio che io darei, questa è quasi un po' una malizia. Ma, insomma, queste mi piacciono molto. Le malizie. Soprattutto lo darei a chi fa un mutuo per comprare la casa, che ovviamente è l'investimento della propria vita, però ha una ragionevole certezza che questo mutuo, per le sue condizioni, per il lavoro che ha, eccetera, riuscirà a pagarlo. A questo punto verrebbe quasi voglia di dirti: amico mio, la banca propone, anche se non ti obbliga, ad accettare questo tipo di garanzie in più. Benissimo, la banca, quella dei 18 mesi ovviamente, la banca a questo punto è più garantita, perciò il credito le costa meno. Tratta sugli interessi, accetti questa clausola che tanto sai che non scatterà, prova a farti tirare via un decimo di punto, magari funziona, perché no? Vedi, malizioso ma molto concreto e pratico il nostro notaio Matteo. Questi sono i consigli alla cuore denari che mi piacciono. Esatto, consiglio di denari che evita di farci venire poi il coccolone al cuore. Esatto. Gianfranco da Brescia velocemente, perché poi devo andare al collega del Sole 24 Ore Marco Ferrando e continueremo a parlare di banche. Sì. Buongiorno a lei telegrafico. Bravo. Allora, finché la casa non viene venduta io sono sempre proprietario. La banca non ne può usufruire dalla banca, magari non ne posso usufruire del bene, però mi tocca pagare, appunto perché la casa non è stata venduta, tutte le spese che ci sono, anche se non ci sono dentro. Questo è come si risolve questo problema? Notaio Matteo, è chiaro per lei? Mi pare che il lettore voglia sapere se nel momento in cui scatta la morosità, magari in questi famosi 18 mesi, come funziona anche la gestione ordinaria delle spese della casa, ma penso che rimangano in capo al proprietario. Deve continuare a pagarle il cliente. Certo, se sarà in difficoltà a pagare la banca, sarà probabilmente in difficoltà anche a pagare le tutto spese. Il resto. Purtroppo avrà un creditore in più, ecco, con il quale dovrà fare Gianfranco, però siccome la sentivamo con un po' di difficoltà, magari ci scriva e così il nero su bianco lo possiamo così interpretare più facilmente. Notaio Matteo, la ringrazio per essere stata con noi. Magari rifaremo un'altra puntatina il 2 luglio per dare qualche suggerimento pratico anche su questa questione del pattuire bene la quota interessi appunto con la banca dal 2 luglio in avanti per tutti coloro che firmeranno un contratto di mutuo, alla luce anche delle novità normative. Grazie.